Libertà di informazione da una parte e diritto alla privacy dall'altra. Dov'è il confine tra queste due? Ma il confine è nel buon senso, ci sono poi delle leggi che riguardano la privacy che vanno rispettate, delle vicende per esempio personali come le malattie, come anche magari delle questioni così affettive vanno lasciate, se non hanno una rilevanza penale, nella così segretezza, non vanno certo sbattute sui giornali. Purtroppo invece troppo spesso accade quasi sempre perché molte di queste indiscrezioni finiscono nei brogliacci delle procure e quindi i giornali si sentono autorizzati a pubblicarle. Finché non interverrà una decisione da parte del legislatore per stabilire cosa si deve fare, ho la sensazione che staremo in questa condizione. Ogni tanto chiedo ai giornalisti stranieri, i quali sanno quasi nulla di ciò che accade in questo paese e spesso pensano che ci siano delle leggi per limitare la libertà di stampa, se quello che viene pubblicato da noi potrebbe essere pubblicato da loro. Alla fine si scopre che da loro tutto ciò non avverrebbe. In Italia ci sono ancora degli argomenti tabù per la stampa, se sì quali? Ormai no, non credo che ci sia più nessun argomento tabù, si è andati a rovistare sotto le lenzuola dei politici, quindi non credo che ci siano argomenti tabù, si è pubblicato un po' tutto, insomma, no? Che può anche andare bene così, basta stabilire una regola ma che valga per tutti poi alla fine e ci si adegui tutti ovviamente. Il futuro dell'informazione, la carta stampata? Ma io penso che la carta stampata abbia un futuro soprattutto se saprà trovare delle chiavi di interpretazione, cioè la notizia arriva oggi tramite 1000 fonti. Una volta c'era solo la televisione, oggi ci sono i telefonini, internet, i tablet, c'è tutto, quindi siamo informati in tempo reale e anche con una certa dovizia di particolari. Io penso che in prospettiva la stampa deve non soltanto limitarsi alla notizia che già sanno tutti quanti, ma deve cercare di chiarirla, di spiegarla questa notizia e di intravedere che cosa può succedere dopo un fatto, quali sono gli sviluppi. È il ruolo in fondo della stampa di opinione, no? Della stampa che ha delle idee e le mette insieme con le notizie, le rappresenta e le rappresenta per un pubblico che vuole quelle idee.